Buongiorno. Ieri abbiamo fatto la conoscenza di Peter Kien, del professor Peter Kien, protagonista del romanzo di Elias Canetti, Auto da fè, che dà il nome a questa trasmissione. E notavamo ieri, questa era l'ipotesi che vi ho proposto, che il professor Kien ha dei tratti di attualità straordinari. È la figura, potremmo dire quasi tipica, dell'intellettuale e del giornalista di oggi, con la sola differenza che il professor Kien i libri li leggeva veramente e era veramente uno studioso. Per il resto, totalmente egocentrato, totalmente centrato su se stesso, una personalità egotica come tante che vediamo intorno a noi nel mondo intellettuale, appunto, e giornalistico attuale. Insomma, come ha scritto Canetti, la prima parte del suo romanzo si intitola proprio così, una testa senza mondo. La testa è la mia, il mondo è là fuori, non mi interessa conoscerlo, mi dà quasi fastidio. La verità è la mia verità, quella a cui arrivo io. Vorrei proporvi oggi qualche altro brano di questa prima parte del romanzo Auto da fè, Una testa senza mondo, nella quale seguiamo ancora il modo di comportarsi e ciò che accade al professor Peter Kien, il quale si alza alle 6, dalle 6 alle 7 rimane in casa, dalle 7 alle 8 esce, ma prima che aprano le librerie, per evitare la tentazione di comprare qualche libro che corrompa la sua meravigliosa biblioteca di 25.000 volumi, che è la più bella del mondo, la più bella di Vienna, è ambientato lì e Vienna è protagonista anche in questi giorni, come stiamo notando dalla cronaca, detto per inciso. Comunque, lui non compra libri, esce proprio tra le 7 e le 8 perché le librerie non sono aperte e così non può corrompere la sua meravigliosa, unica biblioteca. La biblioteca che è il suo mondo. Il suo mondo sono le sue idee, il suo mondo è se stesso, è lui, io. Solo che quell'io senza mondo lo conduce anche in direzioni non sempre corrette, come vedremo nei brani che ascoltiamo oggi. Continuiamo a seguirlo, questo professor Kien, che è uno che ci troviamo molto spesso tra i piedi anche oggi. Eravamo arrivati ieri al punto in cui il professor Kien assolda Terese, la governante, per uno stipendio molto buono, e Terese comincia a rendersi conto di chi è il professor Kien e si fa delle domande. Lo scrittoio. La sera lui riponeva tutte le carte nello scrittoio e fino alle 8 di mattina lo scrittoio rimaneva muto. Quando rassettava, Terese vi trovava sopra soltanto libri e carte ingiallite. Invano cercava fogli nuovi coperti della sua calligrafia. Era evidente che dalle 6:15 alle 7, per 3/4 d'ora, il professor Kien non lavorava affatto. Pregava forse? No, questo lei non lo credeva. E poi, perché pregare? Delle preghiere lei non sa che farsene. In chiesa non ci va, basta guardare la gentaglia che frequenta la chiesa. Bella razza davvero si raccoglie là dentro. E poi non le piace quel continuo elemosinare. Uno è costretto a dare qualcosa perché tutti gli piantano gli occhi addosso. Che fine facciano poi quei soldi? Nessuno lo sa. Pregare a casa. E perché mai? Si perde del tempo prezioso. Una persona per bene non ne ha bisogno. Lei è una persona per bene anche senza preghiere. E gli altri pregano tanto e poi non lo sono. Comunque, le piacerebbe proprio sapere che cosa succede in quella stanza del professor Kien fra le 6:15 e le 7. Non che sia curiosa. Oggi le donne sono fatte così, cacciano il naso dappertutto. Lei pensa solo al suo lavoro. I prezzi crescono di giorno in giorno, le patate costano già il doppio. Bisogna saperci fare per cavarsela con prezzi simili. E mentre lui era fuori a passeggio, Terese perquisiva i locali che aveva in custodia. Sospettava qualche vizio, di che natura non avrebbe saputo dire. Dapprima pensò al cadavere di una donna nascosto in un baule. Dato però che sotto i tappeti non v'era spazio sufficiente, rinunciò all'idea della donna orribilmente squartata. Non v'era un solo armadio che potesse venirle in aiuto.
Quanto avrebbe desiderato che ve ne fossero uno per parete, così invece doveva concludere che il delitto si celasse dietro qualche libro, e dove altrimenti? Ma l'immondo mistero su cui stava indagando la costringeva a guardare anche dietro ai volumi. Li toglieva uno per uno, vi batteva sopra, qualcuno poteva essere vuoto, allungava le dita tozze e callose fino a tastare il rivestimento di legno e le ritraeva scuotendo il capo delusa. 5 minuti prima che Kien aprisse la porta di casa, lei era già in cucina. Durante questi mesi di ricerche instancabili, vietò a se stessa di portare il proprio stipendio alla cassa di risparmio. Non toccò un soldo. Chissà che razza di denaro era quello. Infilava le banconote, così come le venivano consegnate, in una grande busta pulita che conteneva ancora intatta tutta la carta da lettere che aveva comprato 20 anni prima. Poi, dopo molte esitazioni, riponeva la busta nel baule che conteneva il suo corredo, tutto composto di capi di buona qualità, scelti con cura e acquistati a caro prezzo nel corso di decenni. A poco si rese conto che non ne sarebbe venuta a capo tanto presto. Non importa, il tempo non le manca, può aspettare, male non se la passa. Se poi alla fine salterà fuori qualcosa, nessuno potrà dare la colpa a lei. Ha perlustrato ogni cantuccio della biblioteca. Certo, se una avesse una persona fidata alla polizia, un uomo serio e a modo, con cui non si rischia di perdere un buon posto, si potrebbe fargli presente, con tutta cortesia, la circostanza. Il suo padrone, un uomo tanto serio, ha anche lui i suoi lati immorali. A letto ci va solo a mezzanotte. Il sonno migliore è quello prima della mezzanotte. Una persona per bene va a letto alle 9. Di una gran cosa comunque non deve trattarsi. Così il delitto si riduceva alle proporzioni di un semplice mistero. Un disprezzo pesante, tenace, s'andò accumulando intorno a quel vizio nascosto del professor Kien. La curiosità però rimase. Tra le 6:15 e le 7 Terese stava sempre allerta. Forse, una volta o l'altra, un attacco improvviso di crampi allo stomaco avrebbe stanato Kien. Lei si sarebbe precipitata dentro e gli avrebbe chiesto se si sentiva male. I crampi non passano tanto in fretta. In un paio di minuti lei avrebbe scoperto come stavano le cose. Ma la vita frugale e regolata che Kien conduceva giovava anche troppo alla sua salute. In 8 lunghi anni, da quando Terese era in casa, egli non aveva mai accusato dolori di stomaco. I libri sono un trucco. Lei conosce ogni cantuccio della biblioteca, ma il vizio aguzza l'ingegno. C'è l'oppio, per esempio, c'è la morfina, c'è la cocaina. Chi se li ricorda tutti? A lei non la si fa. Dietro i libri è il nascondiglio. Sotto il tappeto. L'aveva pensato subito. Come si può essere tanto stupidi? A Terese viene la nausea. Bella roba davvero. Ora non c'è più niente da vedere e costui sarebbe la persona seria, che non ride, non dice mai una parola. E un individuo del genere ha i soldi, soldi a palate. Dovrebbero metterlo sotto tutela. Basta guardare come li amministra quei soldi. Se avesse in casa un'altra persona, uno di quei bei tipi come sono le ragazze d'oggi, a quest'ora gli avrebbe portato via da sotto fin l'ultimo lenzuolo. Non ha neppure un vero letto. Che se ne fa di tutti quei libri? Come se potesse leggerli tutti in una volta. Dalle sue parti a un tipo così si dà del pazzo furioso, gli si tolgono i soldi perché non li sperperi e poi lo si manda a quel paese. Glielo farà vedere lei se non s'è tirato in casa una persona a posto. Lui crede di poter prendere in giro chiunque. In giro lei non si fa pigliare. Per 8 anni forse, ma non un minuto di più. Oh no! Quando Kien ebbe raccolto la seconda scorta di libri per la sua passeggiata, in Terese era già sfumato però il primo impeto di rabbia. No, decise, non lascerà il posto. Una mania però gliel'ha scoperta, qualcosa è venuta a sapere.
e quando le accade di vedere una cosa, è anche capace di farne uso. Lei non vede molto nella sua vita, non è mai stata fuori città, non fa gite perché costano soldi, non va ai bagni perché è poco dignitoso. Viaggiare non le piace perché dappertutto ci si sente spaesati. Se non dovesse uscire per fare la spesa, starebbe volentieri in casa tutto il giorno. In un modo o nell'altro, la gente cerca solo di abbindolarti. I prezzi crescono di anno in anno e una volta tutto andava diversamente. La domenica seguente Kien rientrò dalla sua passeggiata di ottimo umore. A quell'ora di domenica le strade erano deserte, la gente cominciava dormendo la sua giornata di libertà, poi si infilavano i loro abiti migliori. Le prime ore dopo la sveglia le passavano in contemplazione davanti allo specchio. Per il resto del tempo si rifacevano del loro ceffo guardando quello degli altri. Ben inteso, ognuno era convinto d'essere il più bello, ma per dimostrarlo bisognava andare tra la gente. Nei giorni feriali sudavano o cianciavano per guadagnarsi il pane e la domenica cianciavano gratis. Kien, di un giorno di riposo, non sapeva che farsene. Infatti lui taceva e lavorava sempre. Davanti alla porta del suo appartamento trovò la governante Therese. È venuto il piccolo Metzger del secondo piano, lei gliel'aveva promesso, ha detto che lei era già in casa. La cameriera ha visto una persona di alta statura salire le scale. Il ragazzo tornerà fra una mezz'ora, non vuole disturbare, è solo per quel libro. La gente se ne approfitta subito. Ah, una bella razza questa, mi scusi. Il padre era un modesto operaio. Vorrei sapere dove li ha presi i soldi. Ma il vero guaio qual è? Adesso la gente non fa che dire tutto per i figli. Non c'è più severità. Sfacciati sono i figli, una cosa da non credersi. A scuola non fanno che giocare e vanno a spasso col maestro. Mi scusi, come andava invece ai nostri tempi? Se un bambino non aveva voglia di studiare, i genitori lo toglievano dalla scuola e lo mandavano a imparare un mestiere, con un principale severo perché imparasse qualcosa. Oggigiorno tutto va a rotoli. Forse che la gente ha voglia di lavorare? Non c'è più modestia. Guardi un po' i giovani quando vanno a spasso la domenica. Ogni figlia d'operaio deve avere la sua camicetta nuova. Ma che se ne fanno, mi scusi, di roba tanto cara? Poi vanno tutte a fare il bagno e lì se la tolgono di nuovo e il bagno lo fanno insieme ai giovanotti. S'è mai vista prima una cosa simile? Perché piuttosto non vanno a lavorare? Questa sì sarebbe una buona pensata. Io lo dico sempre, dove li trovano i soldi per fare tutto questo? I prezzi aumentano di giorno in giorno, le patate costano già il doppio. C'è da meravigliarsi se i bambini diventano sempre più sfacciati? I genitori gli permettono tutto. Prima gli appioppavano un paio di ceffoni, uno a destra e uno a sinistra, e i bambini dovevano filar dritto. Le cose a questo mondo non vanno più bene. Finché sono piccoli non studiano un minuto e quando sono grandi non lavorano un minuto. Kien avvertì ben presto una sorta di stupito interesse per ciò che Therese diceva. Quella donna senza istruzione dava tanta importanza allo studio. Forse da quando si occupava ogni giorno dei suoi libri. Su altre del suo ceto i libri non avevano esercitato alcun influsso. Lei era più ricettiva, forse aspirava a farsi una cultura. Aspetti, ordinò lui e scomparve nella biblioteca. Tornò con un volumetto nella mano sinistra. Stia a sentire, disse. Il mio maestro mi aveva ordinato di scrivere 3000 caratteri ogni giorno e altri 1000 ogni sera. Nelle brevi giornate d'inverno il sole tramontava presto e io non avevo ancora finito il mio compito. Allora portavo la mia tavoletta sulla veranda che guardava a occidente e là finivo di scrivere. La sera tardi, quando rivedevo ciò che avevo scritto, non riuscivo più a lottare contro la stanchezza. Allora mi mettevo sulle spalle 2 secchi pieni d'acqua. Quando la sonnolenza mi vinceva, mi toglievo il vestito e mi versavo addosso il primo secchio. Così svestito,
Mi rimettevo al lavoro. Grazie all'acqua fredda rimanevo sveglio per un certo tempo. A poco il mio corpo tornava a riscaldarsi e il sonno mi coglieva di nuovo. Allora mettevo mano al secondo secchio. Con l'aiuto di 2 getti d'acqua riuscivo quasi sempre a compiere fino in fondo il mio dovere. Quell'inverno entravo nel 9° anno d'età. Eccitato e pieno d'ammirazione, Kien richiuse il libro. Così si studiava una volta, un brano dei ricordi di gioventù dell'erudito giapponese Arai Akuseki. Kien aveva finito. Therese trasse un profondo respiro. Lo stupore di lei lo divertiva. Forse è troppo tardi, pensò. Quanti anni potrà avere? Ma imparare è possibile, a tutte le età. Se per caso avesse voglia di leggere qualcosa, si rivolga pure a me. Bene, domani vedrò di cercarle qualcosa, Therese. La promessa fatta rendeva però Kien inquieto. È vero che spolvera ogni giorno i miei libri, Therese, e non ne ha ancora rovinato nessuno, ma spolverare e leggere non è la stessa cosa. Le sue dita sono ruvide e tozze, la carta è delicata e va trattata con delicatezza. E una robusta rilegatura è più resistente dei fogli sottili che racchiude. E poi saprà veramente leggere? Ha passato da un pezzo la cinquantina, non si può certo dire che abbia avuto fretta. Platone chiamava il suo avversario, il cinico Antistene, un vecchio che impara in tarda età. Adesso spuntano pure le vecchie che imparano in tarda età. Vuole dissetarsi alla sorgente del sapere o si vergogna davanti a me della propria ignoranza. Va bene la beneficenza, ma non a spese altrui. Perché devono andarci di mezzo i libri? Io le pago un ottimo stipendio. Posso farlo, sono soldi miei, ma darle dei libri sarebbe vile. In mano agli ignoranti i libri sono completamente indifesi e io non posso stare seduto vicino a lei a sorvegliarla mentre legge. Comunque le aveva promesso un libro. Per lei non si poteva prendere in considerazione altro che un romanzo. Non che dai romanzi la mente tragga molto nutrimento. Il piacere che forse offrono lo si paga a carissimo prezzo. Essi finiscono per guastare anche il carattere più solido. Ci si abitua a immedesimarsi in chi che sia. Si prende gusto al continuo mutare delle situazioni. Ci si identifica con i personaggi che piacciono di più. Si arriva a capire qualunque atteggiamento, ci si lascia guidare docilmente verso le mete altrui e per lungo tempo si perdono di vista le proprie. I romanzi sono dei cunei che un attore con la penna in mano insinua nella compatta personalità dei suoi lettori. Quanto più precisamente egli saprà calcolare la forza di penetrazione del cuneo e la resistenza che gli verrà opposta, tanto più ampia sarà la spaccatura che rimarrà nella personalità del lettore. I romanzi dovrebbero essere proibiti per legge. Alle 7 Kien riaprì la porta. Therese stava dall'altra parte, fiduciosa e discreta come sempre, l'orecchio un po' più inclinato del solito. «Vuole il libro!» urlò. Poi la sua voce diede nel falsetto. «Lo avrà!» Le sbatté la porta in faccia, si recò impettito, con passo tremante, nella terza stanza e con un dito trasse da uno scaffale il romanzo I pantaloni del signor von Bredow. Possedeva quel libro fin dai primi anni di scuola. A quel tempo lo aveva prestato a tutti i suoi compagni di classe e da allora non l'aveva più potuto soffrire per il cattivo stato in cui gliel'avevano ridotto. La copertina macchiata e i fogli sudici destarono in lui una gioia maligna. Tornò con calma da Therese e le tenne il libro a un palmo dagli occhi. «Non ce n'era bisogno», disse lei, e trasse fuori da sotto il braccio un grosso pacco di carte da imballaggio. Kien se ne accorse solo in quel momento. Con la massima cura Therese scelse un foglio adatto e vi avvolse il libro, come se si trattasse di vestire un bambino. Poi prese un secondo foglio di carta e disse: «Una doppia cucitura tiene meglio». Vedendo che la nuova copertina non stava bene a posto, la tolse e provò con una terza. Kien seguiva quei movimenti come se vedesse Therese
per la prima volta. L'aveva sottovalutata. Trattava i libri meglio di lui. A lui, quella vecchia cartaccia, era odiosa e lei la proteggeva subito con 2 copertine. Non toccava il libro col palmo delle mani, adoperava solo la punta delle dita e le sue dita non erano poi così tozze. Si vergognò di se stesso e si compiacque di lei. Che non fosse il caso di andare a prenderle qualcos'altro? Meritava di leggere qualcosa di meno sudicio. Beh, per cominciare, questo andava bene. Nei giorni seguenti, Kian si sforzò di ritrovare l'abituale capacità di concentrazione. Anche lui conosceva dei momenti in cui si sentiva stanco di lavorare sempre sulle parole e provava il segreto desiderio di mescolarsi alla gente più a lungo di quanto non gli consentisse il suo carattere. Se scendeva in lotta aperta contro questi impulsi, perdeva molto tempo, più li combatteva e più essi diventavano forti. Non di rado Kien incontrava per la strada o in libreria dei barbari che riuscivano a stupirlo con le idee ragionevoli che esprimevano. Per cancellare una simile impressione che contrastava col suo disprezzo per la massa, egli faceva in casi del genere un piccolo calcolo. Quante parole dice costui in una giornata? A dir poco 10.000. Di queste 3 sono sensate. Per caso io ho sentito queste 3. Le parole che a centinaia di migliaia gli trasudano ogni giorno dal cervello, quelle che lui pensa e non dice, sciocchezze su sciocchezze, uno può leggergliele in faccia. Per fortuna non si è costretti a sentirle. La governante, ad ogni modo, parlava poco perché era sempre sola. All'improvviso egli aveva scoperto, fra loro due, Terese e Kien, diversi tratti comuni cui i suoi pensieri tornavano di continuo. Quando la vedeva, ripensava immediatamente al romanzo I pantaloni del signor von Bredov, ricoperto da lei con tanta cura. O forse non faceva che recitare una commedia, forse cercava di accattivarsi la sua simpatia per farlo dormire tra 2 guanciali. La sua biblioteca era famosa. Gli antiquari erano stati appresso molte volte per convincerlo a cedere diversi esemplari unici. Forse Terese stava preparando un furto in grande stile. Bisognerebbe sapere come si comporta quando è sola con il libro. Un giorno la sorprese in cucina. Il sospetto lo tormentava. Voleva vederci chiaro. Se riusciva a smascherarla, l'avrebbe buttata fuori di casa. Voleva un bicchier d'acqua, disse. Evidentemente lei non l'aveva sentito chiamare. Mentre Terese si affrettava a soddisfare il suo desiderio, Kien esaminò il tavolo davanti al quale l'aveva trovata seduta. Su un piccolo cuscino di velluto ricamato c'era il suo libro, pagina 20. Molto avanti non era arrivata. Lei gli porse il bicchiere. Solo allora lui si accorse che Terese portava dei guanti bianchi di pelle lucida. Lui leggeva da quando aveva 5 anni, cioè da 35 anni, e mai gli era venuto in mente di mettersi i guanti per leggere. Domandò con aria indifferente: «Come mai è ancora a questo punto?» «Leggo ogni pagina una dozzina di volte, se no non se ne cava niente». «Le piace?» si costrinse a continuare con le domande. Un libro è sempre bello, è che bisogna capirlo. C'erano delle macchie d'unto, ho provato in tutti i modi ma non vanno via, che debbo fare? C'erano già prima. Però è un peccato, mi scusi, con quel che vale un libro così? Non aveva detto costa, aveva detto vale. Pensava al suo valore intrinseco, non al prezzo. Quella donna era un'anima nobile e lui, per pura malvagità, le aveva affidato il più misero, il più sciupato, il più sudicio dei suoi libri e lei gli dedicava le cure più amorevoli. Provava compassione non per gli uomini, impresa da poco, ma per i libri. Kien lasciò la cucina in preda a un profondo turbamento. Camminò su e giù per le altre stanze della sua biblioteca e chiamò a sé Confucio. «Credo di possedere una certa istruzione», disse Kien a Confucio quando fu giunto a 5 passi di distanza da lui.
Credo anche di avere una certa sensibilità. Mi si è sempre dato a intendere che l'istruzione e la sensibilità sono strettamente legate l'una all'altra, che questa non può esistere senza quella. Chi ha cercato di darmelo a intendere? Tu, Confucio. Poi un bel giorno capita una persona senza un briciolo di istruzione e dimostra di avere più sensibilità, più cuore, più dignità, più umanità di te e di me e di tutta la tua scuola di eruditi messi assieme. Confucio non si scompose. Compostamente aprì la bocca e pronunciò le seguenti parole. A 15 anni sorse in me il desiderio di studiare. A 30 anni la mia volontà era più salda che mai. A 40 non avevo più alcun dubbio, ma solo a 60 le mie orecchie s'aprirono. Confucio si avvicinò di un passo, si chinò amorevolmente verso Kien e gli diede in confidenza il seguente consiglio. Osserva il comportamento degli uomini, vaglia i motivi delle loro azioni, considera ciò che li appaga. Come può nascondersi un uomo? Come può nascondersi un uomo? Qui Kien cadde in preda a una grande tristezza. A che serve sapere a memoria queste parole? Bisogna applicarle, sperimentarle, avvalorarle. Per 8 anni un mio simile, Terese, mi è vissuta accanto invano. Sapevo ciò che faceva per i miei libri, ne avevo sotto gli occhi il risultato giorno per giorno. Pensavo che lo facesse per denaro. Lei toglie le macchie a libri miserabili e derelitti che nessuno degna più di una buona parola. Se io, spinto da un volgare sospetto, non l'avessi sorpresa in cucina, il suo modo d'agire non sarebbe mai venuto alla luce. In segreto ha ricamato un cuscino per il suo pupillo e ve l'ha adagiato delicatamente. Per 8 anni non aveva mai portato i guanti. Prima di decidersi ad aprire un libro, questo libro, è uscita e si è comprata un paio di guanti coi soldi che guadagna, a prezzo di tante fatiche. Ho commesso un grave errore. Per 8 anni sono stato cieco. Confucio non gli lasciò il tempo di ripetere tra sé queste parole. Errare e non correggersi significa errare davvero. Se hai commesso un errore, non vergognarti di ripararlo. Sarà riparato, esclamò Kien. La compenserò per questi 8 anni perduti. La sposerò. Lei rappresenta lo strumento più adatto per tenere in ordine la mia biblioteca. In caso di incendio posso fidarmi di lei. Se mi fossi fabbricato una persona su misura, non sarebbe riuscita così conforme alle mie esigenze. Ha anche delle buone attitudini. Confucio s'era dissolto. Soltanto la sua voce lo raggiunse ancora fievole ma chiara. Vedere ciò che è giusto e non farlo significa mancare di coraggio. Kien si precipitò verso la cucina e aprì con impeto la porta. Terese sedeva davanti al suo cuscino e fingeva di leggere. Quando fu sicura che Kien le stava alle spalle, si sollevò in modo che Kien potesse scorgere il libro. Non le era sfuggito l'effetto che la precedente conversazione aveva avuto su di lui. Per questo era tornata a pagina 3. Lui esitò un momento, poi le si piantò davanti tutto impettito e le disse: «Mi dia la sua mano». Terese sussurrò: «Oh, mi scusi, eccola», e gliela tese. «Ecco», pensò, «adesso mi seduce», e cominciò a sudare in tutto il corpo. «Ma no», disse Kien, non intendeva la mano in senso materiale. «Io voglio sposarla». A una decisione così rapida, Terese non era preparata. Vinta dall'emozione, girò dall'altra parte la testa e, sforzandosi di non balbettare, rispose inorgoglita: «Se lei permette». Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La cerimonia nuziale si svolse con la massima semplicità. Fecero da testimoni un vecchio fattorino che spremeva dal suo corpo ormai consunto la forza per piccole estreme prestazioni e un allegro calzolaio che, sfuggito lui stesso con l'astuzia ad ogni pericolo matrimoniale, assisteva volentieri ai matrimoni altrui, non senza trarne qualche vantaggio finanziario per la sua vita di ubriacone. A cose fatte, i testimoni seguirono la coppia fin sulla strada. Il fattorino intascò il suo compenso torcendosi in un inchino e s'allontanò biascicando parole d'augurio. Era già lontano 10 passi e ancora lo zelo traboccava dalla sua bocca sdentata. Il calzolaio Hubert Beredinger però era amaramente deluso. Uno sposalizio così non gli andava davvero a genio. Lui s'era fatto stirare fuori l'abito buono e lo sposo s'era presentato vestito come in un giorno di lavoro, con le scarpe sformate e il vestito logoro. Non sembrava né contento né innamorato e invece di tenere gli occhi fissi sulla sposa, non li staccava un istante dai documenti. Pronunciò il suo sì come se si fosse trattato di dire grazie. Poi non offrì il braccio a quella carampana e quanto al bacio, il bacio onorato, il bacio per l'eternità, il bacio non vi fu per niente. Alla fermata più vicina i neosposi aspettarono il tram per sottolineare il fatto che tutti i giorni, anche quello, erano uguali. Kien non aveva voluto prendere un'automobile. Arrivò la vettura, lui balzò per primo sul predellino. Quando già si trovava sulla piattaforma, si ricordò che a sua moglie sarebbe spettata la precedenza. Voltando le spalle alla strada, ridiscese e andò a cozzare con estrema violenza contro Terese. Il bigliettaio diede stizzito il segnale della partenza. Il tram riprese la corsa, lasciandoli a terra tutti e due. Quando finalmente arrivarono a sedersi, lui pagò per tutti e due. Sperava in tal modo di rimediare alla sua goffaggine. La vettura intanto si riempiva. Una donna si mise a sedere di fronte a lui. Aveva con sé in tutto 4 bambini, uno più piccolo dell'altro. 2 se li tenne stretti in braccio, 2 rimasero in piedi. Un signore, che sedeva alla destra di Terese, scese. Là, là, gridò la madre e indicò svelta il posto vuoto ai suoi marmocchi. I bambini vi si precipitarono. Dall'altra parte si avvicinava un maturo signore. Terese coprì con le mani il posto libero. I bambini cercarono di infilarsi da sotto. «I miei bambini!» strillò la madre. «Che cosa le salta in mente?» «Mi scusi», ribatté Terese e lanciò al marito un'occhiata carica di sottintesi. «I bambini vengono per ultimi!» Nel frattempo il maturo signore era arrivato, ringraziò e si mise a sedere. Kien colse l'occhiata di sua moglie. Avrebbe voluto che suo fratello, Georg, fosse presente. Era ginecologo e si era stabilito a Parigi. Non ci sarebbe stato proprio nulla di vergognoso nel ricorrere a lui per consiglio, dato che la cosa rientrava nel campo che gli era proprio e naturale. In che modo si doveva trattare questa creatura timida e riservata, Terese? Lei non era più giovane. «I bambini vengono per ultimi!» Il significato di queste parole sembrava chiarissimo, ma lei che cosa aveva inteso veramente? Forse che non voleva bambini. Nemmeno Kien ne voleva. Ma a che scopo era uscita con quella battuta? I bambini? Non si può escludere che Terese ne abbia sentito parlare. Le donne parlano molto tra di loro. Deve aver assistito a un parto in una delle case dove ha prestato servizio. Che ci sarebbe di male se lei sapesse già tutto?
Io non ho mai pensato di pretendere da lei certe bassezze, neppure lontanamente. Io non ho mai tempo. Ho bisogno di 6 ore di sonno. Fino a mezzanotte lavoro. Alle 6 mi devo alzare. I cani e le altre bestie possono pure dedicarsi a cose del genere anche di giorno. Forse è questo che lei si aspetta da un matrimonio. Non direi. I bambini vengono per ultimi. Che sciocco, voleva dire che lei sa tutto, conosce la catena al cui termine ci sono i bambini belli e fatti, e tutto questo lo esprime con garbo. Mi sono sposata per i libri, i bambini vengono per ultimi. Questo è l'innocente senso della sua breve frase. Non le passa per la testa che ci possano essere rapporti diversi. Devo fare attenzione, potrebbe impressionarsi. Sarò cauto. Come glielo debbo dire? Parlare è difficile. Libri su questo argomento non ne ho. Comprarne? No. Cosa penserebbe il libraio? Non sono mica un maiale. Mandarci qualcuno, ma chi? Lei? Mia moglie? Come si può essere così vigliacchi? Devo provare io stesso. E se lei non vuole, si metterà a gridare. Gli inquilini, il portiere, la polizia, la gentaglia. Non possono farmi niente. Sono sposato, ne ho il diritto. Che indecenza. Come mi è venuta in mente un'idea simile. Non le mancherò di rispetto. I bambini vengono per ultimi. Se potessi sapere cosa ha inteso dire veramente. Sfinge. A questo punto la madre dei 4 bambini s'alzò. Si fermò sulla destra, accanto a Terese, salutò cordialmente la sua nemica e disse: «Beata lei che non è ancora sposata!» e rise. Solo dopo che quella fu scesa, Terese scattò in piedi, strillando con voce disperata: «Eccolo mio marito! Eccolo mio marito! Il fatto è che noi non vogliamo bambini! Eccolo mio marito!» Puntava il dito su di lui, lo tirava per il braccio. «Devo calmarla», pensò lui. La scena gli riusciva penosa. Lei aveva bisogno della sua protezione. Strillava e strillava. Alla fine s'alzò quant'era lungo e disse davanti a tutti i passeggeri: «Proprio così». L'avevano offesa e lei s'era dovuta difendere. Nessuno prese le sue parti. Il mondo era infettato dall'amore per l'infanzia. 2 fermate più in là, i Kien scesero. Terese andava avanti. Ad un tratto Kien sentì qualcuno alle sue spalle dire: «Quel che ha di meglio è la sottana». Che corazzata! Pover'uomo! Che cosa vuoi farci? È una vecchia carampana. Tutti risero, ma Kien stava osservando furtivamente la sottana di Terese. Era ancora più azzurra del solito, ancora più inamidata del solito. La sottana faceva parte di lei come il guscio fa parte della conchiglia. Provi chi vuole ad aprire con la forza il guscio di una conchiglia gigantesca, grande come quella sottana. Bisogna schiacciarla, ridurla in poltiglia e schegge, come aveva fatto lui una volta da ragazzo in riva al mare. La conchiglia non cedeva nemmeno tanto da rivelare una fessura. Non gli era ancora capitato di vederne una nuda. Che sorta di animale era mai quello che teneva il guscio serrato con tanta forza? Terese senza guscio, senza la sua gonna, non esisteva. La gonna è sempre impeccabilmente inamidata. È la sua rilegatura blu in tutta tela. Lei ci tiene alle buone rilegature. Come mai le pieghe dopo un certo tempo non si allentano? È evidente che lei la stira molto spesso. Forse ne ha 2, non si nota nessuna differenza. Una donna che sa il fatto suo. Non devo guastarle la gonna, sverrebbe dalla disperazione. Che posso fare se sviene all'improvviso? Le chiederò scusa in anticipo. Può tornare a stirarsi la gonna subito dopo. Nel frattempo io me ne vado in un'altra stanza. Perché non si mette semplicemente l'altra? Quante difficoltà mi pone davanti. Era la mia governante, io l'ho sposata. Si comprerà una dozzina di gonne, così potrà cambiarsi quante volte vuole. Così sarà pure sufficiente un'inamidatura più leggera.
Troppa rigidezza finisce per essere ridicola. La gente del tram aveva ragione. Non fu facile salire le scale. La porta di casa lo salvò da altri momenti di imbarazzo. Fu felice di poter mettere la mano in tasca per cercare le chiavi. Così almeno poteva abbassare lo sguardo senza dar nell'occhio. Non riuscì a trovarle. «Ho dimenticato le chiavi», disse. Adesso avrebbe dovuto sfondare la porta. Una difficoltà dopo l'altra. Non gliene andava bene una. Mogio Mogio cercò nell'altra tasca dei pantaloni. No, le chiavi non c'erano, né lì né altrove. Stava ancora cercando allorché udì un rumore che veniva dalla serratura. I ladri, gli balenò. Nello stesso istante scorse la mano di Terese sulla serratura. «Ma ci sono le mie», disse lei, e quasi scoppiava dalla soddisfazione. Lui si comportava come un bambino, non gli era mai accaduto di scordarsi le chiavi. Finalmente furono in casa. Terese aprì la porta della stanza da letto di Kien e gli fece segno di entrare. «Vengo subito», disse, e lo lasciò solo. Lui si guardò attorno e trasse un sospiro di sollievo, come un ergastolano rimesso in libertà. Sì, quella è la sua patria. Lì non gli può accadere nulla di male. Ogni essere umano ha bisogno di una patria, non quella che intendono certi rozzi patrioti sempre pronti a fare a pugni, e neppure una qualche religione, insipido assaggio di una patria ultraterrena. No, una patria che racchiuda in sé il suolo, il lavoro, gli amici, la ricreazione, l'ambito spirituale della propria attività, facendone un tutto naturale, ben ordinato, un vero cosmo personale. La miglior definizione di patria è biblioteca. La cosa più saggia è tener le donne lontane dalla propria patria. Se uno però si decide ad accoglierne una, deve prima di tutto assimilarla completamente alla sua patria, come ha fatto lui. Per 8 lunghi, silenziosi, tenaci anni, i libri hanno provveduto per lui a sottomettere Terese, questa donna. Lui personalmente non ha mosso un dito. I suoi amici liberi hanno conquistato la donna in suo nome. Indubbiamente c'è molto da dire contro le donne. Soltanto un pazzo potrebbe sposarsi senza un periodo di prova. Lui ha avuto la saggezza di aspettare fino ai 40 anni. Ci si provi un altro a sostenere un periodo di prova di 8 anni. È ridicolo cercare ancora di sfuggire al compito che lo attende. Lui è un uomo. Che cosa si deve fare ora? Fare? Meglio non correr troppo. Per il momento basta decidere quando si dovrà fare. Adesso lei si difenderà con la forza della disperazione. Lui non dovrà aversene a male. È comprensibile che una donna difenda quanto ha di più sacro, ma a cose fatte lei lo ammirerà, perché lui è un uomo. Pare che tutte le donne siano così. Dunque la cosa si farà ora, deciso. Dà a se stesso la sua parola d'onore. Secondo, dove si farà? Brutta domanda. A dire il vero, per tutto questo tempo lui ha avuto davanti agli occhi un divano. Il suo sguardo scorreva lungo gli scaffali e il divano lo accompagnava. Sopra c'era la conchiglia della spiaggia, azzurra ed enorme. Quando Kien capitava nelle vicinanze del vero divano, girava la testa dall'altra parte e tornava indietro facendo un largo giro. Ora che ha preso una decisione con tanto di parola d'onore, esamina il divano con maggior cura e più a lungo. Il divano vero, reale, è vuoto. Sopra non ci sono né la conchiglia né altri pesi. E se ora ve lo mettesse lui qualche peso? Se lo caricasse di un bello strato di libri? Se coprisse il divano interamente di libri al punto da farlo quasi scomparire? Kien obbedisce al suo geniale impulso, raccoglie una gran quantità di volumi e li accumula cautamente sul divano. A questo punto la voce di lei annuncia: «Eccomi qua!» Kien si volta. Lei sta sulla soglia della stanza accanto
in una sottoveste di un candore abbagliante, guarnita di ampi merletti. Per prima cosa lo sguardo di lui ha cercato il blu, il pericolo. Poi risale, sbigottito, lungo la sua figura. La camicetta l'ha ancora addosso. Dio sia lodato, la sottana non c'è, così non dovrò gualcire nulla. È decente questo? Che fortuna, mi sarei vergognato. Come ha fatto a pensarci? Avrei detto toglila. Non ci sarei riuscito. Sta lì in un atteggiamento così naturale. Si vede che ci conosciamo già da tanto tempo. Si capisce, è mia moglie. In ogni matrimonio. Ma come fa a saperlo? È stata a servizio in casa di gente sposata. Avrà visto tutto questo. Come gli animali, loro sanno per istinto come si fa. Altro che i libri ha per la testa. Terese si avvicina dimenando i fianchi. Non scivola, sembra che si dondoli. Allora l'andatura scivolante dipende soltanto dalla gonna inamidata. Lei dice gaia: come mai così pensieroso? Ah, gli uomini! Ripiega il mignolo e con esso lo minaccia e gli indica il divano. Devo seguirla, pensa lui, e senza saper come si ritrova al suo fianco. E ora che deve fare? Farla sdraiare sui libri? Trema di paura, implora i suoi libri, l'ultima barriera. Terese coglie il suo sguardo, si china e con un ampio gesto del braccio sinistro spazza via i libri gettandoli d'un colpo sul pavimento. Lui li guarda, abbozza goffamente un gesto. Vorrebbe gridare, ma l'orrore lo soffoca, deglutisce e non riesce a proferir parola. Un odio terribile lo pervade a poco. Lei ha osato far questo, ai libri. Terese si toglie la sottoveste, la piega con cura e la posa sui libri sparsi per terra. Poi si sdraia comodamente sul divano, ripiega il mignolo, sogghigna e dice: ecco fatto. Kien esce a precipizio dalla stanza, a lunghi passi. Si chiude a chiave nel bagno, l'unico locale di tutta la casa in cui non vi siano liberi. Cala meccanicamente i pantaloni, siede sull'asse e si mette a piangere come un bambinello. Non mangerò certo sola in cucina come una serva. La padrona di casa mangia a tavola. Ma se la tavola non c'è? È quello che dico sempre io, ci vuole una tavola. Si è mai visto che in una casa per bene uno mangi allo scrittoio? È una cosa che penso da 8 anni e adesso devo dirla. La tavola venne acquistata insieme a una sala da pranzo in noce. Gli uomini l'installarono nella quarta stanza, quella più lontana dallo scrittoio. I mobili nuovi vennero usati tutti i giorni, a pranzo e a cena. Il più delle volte si mangiava in silenzio. Dopo neppure una settimana, Terese disse: oggi dovrei chiederti una cosa. Qui ci sono 4 stanze, marito e moglie hanno gli stessi diritti. Oggigiorno le leggi son fatte così. A ciascuno ne toccano 2. Quello che vale per l'uno vale per l'altro. Io mi prendo la sala da pranzo e quella vicina. Il marito si tiene il suo bello studio e la grande stanza accanto. Ti impegni a tacere a tavola? Ma certo, a me piace tacere. È meglio che lo mettiamo per iscritto. Lei scivolò verso lo scrittoio, tutta svelta, seguendo Kien da vicino. Il contratto che Kien aveva steso rapidamente non era ancora asciutto e già lei vi aveva apposto la sua firma. Sai bene quello che hai firmato, disse lui. Alzò il foglio e, per maggior sicurezza, le lesse ad alta voce le frasi che aveva scritto. Dichiaro che tutti i libri che si trovano nelle 3 stanze di mia appartenenza sono legittima proprietà di mio marito e che mai e in nessun caso verrà introdotto alcun mutamento per quanto concerne tale proprietà. In cambio della cessione delle 3 stanze mi impegno a tacere durante i pasti in comune. Erano soddisfatti tutti e 2. Per la prima volta dal giorno in cui s'erano recati allo stato civile si dettero la mano. Una mattina
Mentre lui, pronto per la sua passeggiata, stava per lasciare la stanza, Terese gli si parò davanti e disse: «Ora posso parlare, non stiamo mangiando. Sul divano letto io non potrei certo dormire. In una casa come si deve ci vuole un letto come si deve. Quel divano m'è sempre stato sullo stomaco. Alla padrona di casa non si può dire di no. E poi quel divano è troppo duro. S'è mai visto un divano così duro? Il duro non va bene. Uno deve poter dormire, coricarsi all'ora giusta e in un buon letto, non in un letto così duro». Kien la lasciò parlare. Sicuro com'era del silenzio di lei nelle altre ore del giorno, aveva commesso un errore nel redigere il contratto. Aveva posto come unica condizione che lei tacesse durante i pasti. Di violazione di contratto in senso giuridico non si poteva parlare, ma se lui parlava le forniva il pretesto per continuare a parlare. Quindi, come se lei fosse stata muta e lui fosse stato sordo, si fece da parte e proseguì per la sua strada. Ma lei non disarmò. Ogni mattina si metteva davanti alla porta e ogni volta tirava fuori, con parole un po' più aspre, la storia del divano. Lei faceva un discorso sempre più lungo e lui diventava di un umore sempre più nero. La faccia tosta con cui trinciava giudizi lo impressionava. Il divano, semmai, era più morbido che duro. Sentiva una gran voglia di chiuderle quella stupida bocca con una sola frase. Si domandava fino a che punto sarebbe arrivata la sua impudenza e per scoprirlo tentò un piccolo, maligno esperimento. Una volta che aveva ricominciato a imprecare contro il divano, duro, 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 lui la guardò con aria di scherno dritto in faccia, due guance cicciute, un grugno nero, e dichiarò: «Questo tu non puoi saperlo, là sopra ci dormo io. Lo so lo stesso che il divano è duro». «Ah sì? E come fai a saperlo?» Lei sogghignò. «Questo non te lo dico, ognuno ha i suoi ricordi». Tutt'a un tratto lei e il suo ghigno non gli giunsero nuovi. Rivide una sottoveste di un bianco abbagliante tutta pizzi e un braccio sgraziato che colpiva dei libri. I libri restavano sparsi sul tappeto come dei cadaveri. Un mostro mezzo nudo, mezzo in camicia, ripiegava accuratamente la sottoveste e la stendeva sui libri come un sudario. Il divano gli sembrava appestato e maledetto. Gli era rimasto attaccato un ricordo disgustoso. Tutti i cattivi pensieri erano concentrati intorno al divano. Verso le 4 del mattino lo salvò un'idea brillante. Decise di sacrificare il divano. Corse in tutta fretta davanti alla stanza della moglie, che si trovava vicino alla cucina, e picchiò contro la porta finché lei non si destò dal suo sbigottimento. Infatti non stava dormendo, dormiva poco da quando s'era sposata. Ogni notte aveva atteso segretamente il grande momento. Adesso era arrivato, le ci volle qualche minuto per convincersene. S'alzò dal letto pian piano, si tolse la camicia da notte e si infilò la sottoveste guarnita di pizzi. Non passava notte che non la togliesse dal baule e non la stendesse sulla sedia ai piedi del letto. Per ogni evenienza, non si sa mai. Attorno alle spalle si gettò un largo scialle traforato che costituiva il secondo e più importante capo di lusso del suo corredo. Attribuiva la colpa della prima sconfitta alla camicetta. Infilò in un paio di pantofoline rosse i piedi enormi. Davanti alla porta sussurrò: «Per amor del cielo, devo aprire?» Veramente avrebbe voluto dire: «Che è successo?» «No, per amor del diavolo!» urlò Kien, furibondo per quel presunto profondissimo sonno. Lei si rese conto del suo errore. Il tono imperioso della voce di lui tenne desta la sua speranza ancora per un attimo. «Domani si compra un letto per me!» ruggì lui. Lei non rispose. «Capito?» Lei chiamò a raccolta tutte le sue arti e sospirò attraverso la porta. «Come vuoi». Kien girò sui tacchi, sbatté con fracasso, a mo' di conferma, la porta della sua stanza e si addormentò di colpo. Terese si strappò di dosso lo scialle,
Lo posò con ogni riguardo sulla sedia e si gettò sul letto con tutto il peso del torace. Che maniere! È questo il modo di comportarsi? Si potrebbe quasi credere che sia io a tenerci. Cosa non si mette in testa un uomo come questo? Ma è poi veramente un uomo? Io ho addosso queste belle mutande orlate di costosi merletti e lui non muove un dito. Non può essere un uomo. Avrei potuto avere ben altri amori, io. Che uomo stupendo era quello che veniva sempre a trovare i miei padroni di prima. Quando gli aprivo la porta mi prendeva per il mento e ogni volta mi diceva: "Lei diventa sempre più giovane". Quello sì che era un uomo, alto e forte, davvero un pezzo d'uomo, non un mucchio d'ossa come questo qui. E come ti guardava! Sarebbe bastato che dicessi una parola. Lui era un impiegato di banca fuori servizio, con una bella liquidazione, questo sì, ma che si fa una volta che la liquidazione è sfumata? No, io mi prendo soltanto un uomo serio con la sua brava pensione o se no addirittura un signore che abbia del suo. Adesso ci sarei arrivata a questo. È da stupidi rovinarsi per un'avventuretta, bisogna aver giudizio. Nella nostra famiglia diventiamo tutti vecchi, anche mia madre, quella stracciona, non è morta prima d'aver compiuto 74 anni. E poi non si può manco dire che sia morta, è crepata di fame perché negli ultimi anni non aveva niente da mettere sotto i denti. Certo che di soldi ne ha buttati dalla finestra, tutti gli inverni una maglietta nuova. Non erano passati nemmeno 6 anni dalla morte di mio padre e già lei s'era messa con uno. Bel soggetto quello, un macellaio, la picchiava e correva sempre dietro alle ragazze. Quello, da me, se l'è presa una bella graffiata sul muso. Mi faceva la ronda, ma io non potevo vederlo. Gli ho detto di sì, tanto per far rabbia a mia madre. Quella non faceva che dire tutto per i figli. Ah, che occhi che ha fatto quando un bel giorno torna dal lavoro e ti trova l'uomo con sua figlia. Ancora non era successo niente. Il macellaio fa per saltar giù dal letto, io lo tengo stretto che non possa scappare finché la vecchia non è nella stanza vicino al letto. Che urli! Mia madre lo caccia dalla stanza a suon di pugni, poi viene da me, mi abbraccia, singhiozza e vorrebbe addirittura baciarmi. Io però non la lascio fare e graffio. Sei una matrigna, ecco quello che sei, le grido in faccia. Lei ha creduto fino al giorno della morte che quello là mi avesse tolto l'onore e invece non è vero niente. Ora sono sposata e m'aspetta una vecchiaia solitaria. Dalla piccola posta dei giornali, sua unica lettura, Terese aveva appreso diverse belle frasi. Queste parole esercitavano su di lei un effetto distensivo. Ripeté: "M'aspetta una vecchiaia solitaria", e si addormentò. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Il giorno dopo, mentre Kien stava lavorando di buona lena, 2 uomini portarono il letto nuovo
Il divano scomparve e con esso il ricordo che vi si era appiccicato. Il suo posto venne occupato dal letto. Nell'andarsene gli uomini dimenticarono di chiudere la porta. Improvvisamente rientrarono portando un lavamano. «Dove dobbiamo metterlo?» chiese uno dei due. «In nessun posto», protestò Kien. «Io non ho ordinato lavamani». «È già pagato», disse il più piccolo dei due. «Anche il comodino», aggiunse il secondo, e in men che non si dica lo portò dentro. Terese apparve sulla soglia. «Non sono brava? Per lo stesso prezzo. Il marito si aspetta un mobile e la moglie gliene porta a casa 3. Non li voglio, a me serve solo il letto». «Ma perché no? Uno si deve pur lavare». Gli uomini si dettero di gomito. Certo, pensavano che lui non si fosse mai lavato in vita sua. «Il comodino non serve», disse Kien. «E il vaso da notte?» disse Terese. Il vaso da notte? L'idea di un vaso da notte nella sua biblioteca lo fece allibbire. «Vorresti tenerlo sotto il letto? Che figura fai fare a tua moglie davanti a degli estranei?» «Mettetelo lì, vicino al letto», disse brusco Kien agli uomini. «Bene, ora potete andare». Terese li accompagnò alla porta, li trattò con gentilezza squisita e contro le sue abitudini dette loro perfino una mancia di tasca del marito. Quando rientrò nella stanza, lui non voleva avere più nulla in comune con lei, neppure gli sguardi. Dato che lui aveva lo scrittoio davanti a sé, Terese non gli si poteva avvicinare. Sentiva quanto fosse necessaria una giustificazione e cominciò a lamentarsi del vecchio lavabo mobile. Ma Kien balzò in piedi e senza voltarsi ordinò: «Silenzio, non una parola di più. I mobili restano come sono. Ogni discussione è superflua. D'ora in poi terrò chiusa la porta che comunica con le tue stanze. Ti proibisco di metter piede in questo locale finché ci sono io. Se mi serviranno i libri che stanno di là, me li verrò a prendere. All'1 in punto e alle 7 in punto mi presenterò a tavola. Raccomando di non chiamarmi, perché l'orologio so leggerlo da me. Se verrò disturbato, prenderò adeguate misure. Il mio tempo è prezioso. E adesso, fuori!» Diede il segnale, facendo schioccare le punte delle dita. Aveva trovato le parole giuste. Terese se ne andò. Finalmente gli era riuscito di mandare all'aria i suoi piani ciarlieri. Anziché stipulare dei contratti, le aveva fatto vedere chi era il padrone. Comunque, la prima cosa da fare era abituarsi ai radicali cambiamenti subiti da ciò che lo circondava. Per alcune settimane fu tormentato dalla ristrettezza del suo nuovo alloggio, confinato in un quarto dello spazio che aveva prima a sua disposizione. Era finita la possibilità di andare su e giù mentre in lui maturava qualche grande idea. Prima, quando tutte le porte erano ancora aperte e l'intera biblioteca veniva percorsa da un vento salutare. I lucernari facevano entrare aria e pensieri. Nei momenti di eccitazione era possibile alzarsi e percorrere un paio di volte 40 metri in su e 40 metri in giù. Attraverso i vetri si potevano cogliere le condizioni generali del cielo. Splende il sole, corrono le nuvole, cade la pioggia. Era come se uno si fosse barricato contro la terra, come se si fosse costruito contro ogni rapporto puramente materiale, contro ogni realtà strettamente planetaria, una cabina, un'enorme cabina, grande abbastanza da poter contenere quel poco che sulla terra è più che terra, più che la polvere in cui la vita alla fine si dissolve. E poi l'avesse serrata questa cabina ermeticamente e riempita di quel poco. Pur viaggiando attraverso l'ignoto, era come non viaggiare affatto. Era sufficiente convincersi, guardando attraverso i vetri, che talune leggi di natura continuavano a funzionare, l'alternarsi del giorno e della notte, l'incessante, capriccioso variare del clima, il flusso del tempo. Così si viaggiava senza accorgersene. Ora la cabina s'era rimpicciolita. Quando Kien alzava gli occhi dal suo scrittoio,
si vedeva davanti un'assurda porta. Certo, al di là di essa c'erano 3/4 della biblioteca. Lui avvertiva la presenza dei suoi libri. L'avrebbe avvertita attraverso 100 porte, ma l'amareggiava dover avvertire la presenza di ciò che prima poteva toccare con mano. E i mobili suscitavano in lui una vera ripugnanza. Lo disturbavano perché se ne stavano eternamente lì, entravano di prepotenza nelle sue trattazioni. Lo spazio che occupavano contrastava con l'esiguità della loro importanza e lui era in balia di quei rozzi blocchi. Che gliene importava di dove dormiva o di dove si lavava? Continuando di questo passo, tra poco avrebbe cominciato anche lui a parlare di cibi e vivande come i 9 decimi dell'umanità, quelli che hanno troppo da mangiare più ancora di quelli che ne hanno troppo poco. Era immerso nel lavoro di ricostruzione di un testo, le parole crepitavano, avido come un cacciatore, lo sguardo teso, eccitato ma freddo. Egli strisciava cauto di frase in frase. Ad un certo punto gli serviva un libro, si alzava e andava a prenderlo. Ancora non l'aveva in mano ed ecco che quel dannato letto gli si piantava nel cervello, spezzando il filo teso dei suoi pensieri e portandolo 1000 miglia lontano dalla sua selvaggina. A che scopo una simile perdita di tempo? A che scopo un simile sperpero di energia ed attenzione? A poco concepì un vero odio per quel letto massiccio. Non lo fece portar fuori di lì. Le altre stanze appartenevano a sua moglie. Da settimane non si scambiavano parola lui e Terese. Lui si sarebbe ben guardato dal rompere quel silenzio. Piuttosto che essere tanto pazzo da offrirle il pretesto per nuove chiacchiere, preferiva sopportare comodino, lavabo e letto. Durante i pasti ignorava la presenza di Terese. Non riusciva mai a liberarsi della vaga paura che lei potesse aprir bocca all'improvviso, ma per sgradevole che lei fosse, una cosa doveva riconoscere: Terese si atteneva alla lettera del contratto. Quando si lavava, Kien chiudeva gli occhi per proteggerli dall'acqua. Si trattava di un'antica abitudine. Ora, con il nuovo lavandino, questa antica abitudine gli tornò molto utile. In quale altro momento della giornata era così libero dai mobili? Chinato sulla bacinella, non vedeva nessuno di quegli oggetti traditori. Andò da sé che Kien prese gusto a tenere gli occhi chiusi. Dapprima prolungò lo stato di cecità fino a comprendervi i minuti che impiegava a vestirsi, poi riuscì a raggiungere a occhi chiusi lo scrittoio e andava a prendersi a occhi chiusi i libri che gli servivano. A furia di esercitarsi divenne un vero maestro nel camminare a occhi chiusi. La sua stanza comunque restava in suo potere. Gli studi prosperavano, le trattazioni spuntavano come funghi sul suo scrittoio. E se lui un tempo aveva deriso e disprezzato i ciechi e il gusto che essi conservavano alla vita, malgrado la loro infermità, non appena ebbe barattato il suo pregiudizio con un vantaggio, la relativa filosofia si fece strada da sé. La cecità è un'arma contro il tempo e lo spazio. La nostra esistenza è tutta una mostruosa cecità, tranne quel poco che riusciamo a cogliere con i nostri miseri sensi, miseri sia per la loro natura sia per la loro acutezza. Il principio dominante nel cosmo è la cecità. Proprio essa rende possibile la presenza l'una accanto all'altra di tante cose che non potrebbero coesistere se si potessero vedere reciprocamente. Essa permette di troncare lo scorrere del tempo quando non si è in grado di tenervi testa. Il tempo è una grandezza continua e c'è un solo mezzo per sfuggirgli. Astenendosi di tanto in tanto dal guardarlo, lo si frantuma nelle schegge che di esso si conoscono. Kien non inventa la cecità, si limita a farne uso, una possibilità naturale della quale vivono coloro che vedono.
entità di fronte alle quali tutti gli uomini sono ugualmente ciechi, riempiono la stanza di Kien, le sue dita, i suoi libri. Questa pagina di stampa, chiara e articolata come nessun'altra, in realtà è un ammasso infernale di elettroni impazziti. Se lui ne fosse cosciente in ogni momento, le lettere gli ballerebbero davanti agli occhi. Le sue dita percepirebbero la pressione di quel terribile movimento sotto forma di sottili punture di spillo. In un'intera giornata non gli riuscirebbe di mettere insieme più di una mediocrissima riga. È suo diritto applicare la cecità che lo protegge da siffatti eccessi dei sensi a tutto ciò che nella sua vita può disturbarlo. Ai suoi occhi i mobili non esistono più di quanto esista l'esercito di atomi dentro e attorno a lui. Esse, percipi. Essere equivale ad essere percepito. Ciò che io non percepisco non esiste. Guai alle deboli creature che si lasciano andare a guardare tutto quello che gli capita davanti. Da ciò risultava, con logica stringente, che Kien era ben lungi dall'ingannare se stesso. Anche il senso di sicurezza di Therese cresceva col passare delle settimane. Di solito Therese stava dietro la porta che comunicava con lo studio di Kien e origliava. Rimaneva lì per ore, per mezze giornate, e aspettava, lei sapeva bene cosa. Non si stancava mai. Un giorno, alle 10, proprio mentre lei era intenta a origliare per benino, lui spalancò la porta, impaziente di iniziare l'ispezione. Lei fece un salto all'indietro, poco mancò che finisse per terra. «E questa la maniera?» gridò. Therese gli voltò le spalle e disse poi in tono invitante: «Non fa nulla». Lei rimase ad aspettare. Perché non diceva niente? Allora Therese preferì ritirarsi subito in cucina. I misteri era solita risolverli là. Perché si è lasciata scappare quelle parole? Adesso a lui è passata di nuovo la voglia. Lei è una donna troppo per bene. Un'altra gli si sarebbe buttata senz'altro al collo. Con lui non si riesce a combinare nulla. Ma lei è fatta così. Se fosse stata più vecchia, l'avrebbe incastrato fin dall'inizio. Ma lui, che razza di uomo è? Forse non è per niente un uomo. Ci sono degli strani uomini che non sono veri uomini. I pantaloni non vogliono dire niente, li portano così. Però non sono nemmeno donne. Non sarebbe la prima volta. Chissà quando gli tornerà la voglia. Possono passare degli anni con un tipo simile. Non che lei sia vecchia, però non è nemmeno una ragazzina, lo sa da sé, non c'è bisogno che qualcuno glielo dica. Possono darle 30 anni, ma 20 no, non glieli danno più. Gli uomini per la strada si voltano tutti a guardarla. Che cosa le ha detto il commesso del negozio di mobili? È già intorno alla trentina, tanto le signore che i signori pensano volentieri al matrimonio. A dire il vero, lei aveva sempre creduto di dimostrarne 40, ma se l'ha detto lui, il commesso, un giovanotto, lui certo se ne intende. Il commesso, una persona interessante. Amare e amore, in tutte le varianti possibili, rientravano nel novero delle parole che Therese aveva assimilato dalla piccola posta dei giornali. In gioventù era abituata a parole più drastiche. In seguito, quando nella famiglia in cui prestava servizio aveva conosciuto anche questo vocabolo insieme a parecchi altri, amore era rimasta per lei parola straniera che suscitava la sua ammirazione. Ogni volta che leggeva la parola amore, vi si soffermava e studiava a fondo il contesto in cui compariva. Certe volte la più allettante delle offerte di lavoro veniva eclissata dall'offerta d'amore di un annuncio matrimoniale. Therese ripeté forte: «Kien non mi ama». La parola principale la pronunciò amma e le parve di sentire già un bacio sulla bocca. Questo la consolò.
Chiuse gli occhi, mise da parte le patate che aveva finito di sbucciare, si asciugò le mani nel grembiule e aprì la porta che dava nella sua cameretta. Una cascata di scintille le chiuse gli occhi. La investì una vampata di calore. Piccole sfere danzavano nell'aria, lucciole rosse. La stanza era stretta, il pavimento le si aprì sotto, i suoi piedi precipitarono nella voragine. Nebbia, nebbia, una strana nebbia. O forse era fumo. Dovunque guardasse tutto era vuoto, sgombro, un grande spazio. Cercò un sostegno. Male, stava male da morire. Il baule, il corredo, chi li ha portati via? Aiuto! Quando tornò in sé, era sdraiata sul letto. La stanza emerse alla vista, linda e ordinata. Ogni cosa era al suo posto. Allora ebbe paura. C'era un caldo da sentirsi male. La stanza era troppo piccola, troppo misera. Per poco non ci moriva, sola come un cane. Si rassettò le vesti gualcite e scivolò fino alla biblioteca. «C'è mancato poco che morissi», disse con semplicità. «Andrò a chiamare il dottore», disse Kien. «Non ho bisogno del dottore, preferisco cambiare stanza. Com'è che non riesco a dormire? Io ho bisogno di dormire bene. La stanza vicino alla cucina è la peggiore di tutta la casa. È una stanza da domestici. Se io avessi una serva dormirebbe là. Là non si può proprio dormire. Tu ti sei scelto la stanza migliore, quindi io ho il diritto di prendermi la migliore dopo la tua, quella accanto. Uno come te è capace di pensare sul serio che solo lui ha bisogno di dormire. Se le cose vanno avanti così, finisce che mi ammalo e allora voglio vedere che farai. Te lo sei scordato? Quanto costa una serva?» Che cosa voleva da lui? Per pietà, falsa pietà, come disse a se stesso, Kien si costrinse a prestarle nuovamente ascolto. Chi pensa a dare fastidio? Ognuno ha la sua stanza e dunque non può succedere niente. Io non sono una così. Le altre donne si comportano in maniera scandalosa, c'è da arrossire, ma io ne ho forse bisogno? Di mobili nuovi ho bisogno. Quella stanza è grande, ce ne sta di roba là dentro. Sono forse una mendicante? Ora Kien aveva capito cosa voleva Therese. Voleva già degli altri mobili. Subito dopo pranzo, Therese scivolò su e giù per le strade finché non ebbe trovato il negozio di mobili più raffinato. Qui si fece sciorinare i prezzi delle camere da letto. Tornò poi diritta a casa ed entrò nello studio di suo marito. «Devo un po' preparare mio marito ai prezzi che ci sono in giro, altrimenti si spaventa quando la moglie gli chiede da un momento all'altro tutti quei soldi. Quanto costano ora le stanze da letto? Se non l'avessi visto con i miei occhi non ci crederei. Ho cercato dei mobili solidi, niente di speciale. Dappertutto i prezzi sono gli stessi», disse la cifra con riverenza. Lui non aveva alcuna voglia di rimasticare cose sistemate già da un pezzo, già dall'ora del pranzo. In fretta riempì un assegno per la somma che Therese gli aveva detto. Soltanto fuori Therese riuscì a convincersi che quel prezzo pazzesco stava davvero scritto sulla carta. Allora le rincrebbe per tutti quei bei soldi. Non ha bisogno di lussi, lei. Preferisce acquistare una camera che costi la metà e depositare il resto alla cassa di risparmio. Così avrà qualcosa su cui poter contare. Una serva se la passa meglio della padrona di casa. Perché è stata così stupida? Avrebbe dovuto fare un patto con lui prima di andare allo stato civile. Avrebbe dovuto ricevere ancora il suo stipendio. Il lavoro è lo stesso di prima, anzi di più, perché ora ci sono pure la stanza da pranzo e i mobili della stanza di lui, tutta roba da spolverare. A cena, Therese sfoderò il suo sorriso più maligno. Gli angoli degli occhi e della bocca si incontrarono in prossimità delle orecchie. Attraverso la stretta feritoia delle palpebre, gli occhi dardeggiavano verdognoli. «Di cucinare domani non se ne parla, non ho tempo, non posso fare tutto quanto». Si vendicava Therese della cattiveria di lui, violava il contratto e parlava a tavola. «Domani non cucino, davvero».
Davvero? Disse Kien. Davvero no? Dal suono della voce di Kien sembrava che lui stesse ridendo. Non c'è niente da ridere, replicò lei irritata. E pensò, ora cerca un'altra volta di prendermi con le buone. È una cosa da farsi, sfruttare così la propria moglie? Il giorno dopo Therese uscì, incassò l'assegno e portò subito alla cassa di risparmio la metà del denaro. Per farsi meglio un'idea dei prezzi, visitò parecchi negozi di mobili e si accorse che non c'era alcuna difficoltà a risparmiare. Il nono negozio in cui entrò era quello dove il giorno prima aveva protestato per i prezzi troppo alti. Therese aprì l'enorme borsa che portava sotto il braccio, ne tolse il grosso rotolo di banconote e disse in tono pungente: «Devo vedere se ho abbastanza denaro con me». Therese contò lentamente i biglietti. «Perbacco, ne ha di soldi», pensarono i negozianti, pieni di entusiasmo. Appena ebbe finito, lei ripose con delicatezza le banconote nella borsa, la chiuse e se ne andò. Sulla soglia si volse indietro, esclamando: «Ai clienti di riguardo, a quanto pare, lor signori non ci tengono». Con il romanzo Auto da fè, per il momento, con la lettura del romanzo, ci fermiamo qui. Abbiamo conosciuto il professor Peter Kien, quello che abbiamo assimilato agli intellettuali e ai giornalisti della nostra contemporaneità, che la volta in cui si avventura nel mondo reale, ma sulla base di una propria presunzione, sbaglia, sposa la governante. Davanti all'errore preferisce essere cieco, non affrontare la realtà, non farsi corrompere dal mondo. Diventare ciechi è meglio. Abbiamo anche conosciuto tutt'altra personalità, la governante, anche lei totalmente centrata su se stessa come il professor Kien, sebbene nella diversità, e anche lei completamente assoggettata alle proprie mire, ai propri desideri, al proprio punto di vista che diventa l'unico. Lei voleva farsi sposare da Kien, ben conoscendo di che tipo di uomo si trattasse. Anche lei è una testa senza mondo, o meglio, una testa che vuole che il mondo sia come nella testa è stato prestabilito. È l'ego assoluto, è il trionfo del proprio mondo che si cerca di applicare sul mondo esterno. Beh, insomma, due caratteri decisamente contemporanei, cosa ne dite?